che non parte. Uff. Chissà come si fa, papà. Ecco fatto, lo sapevo. Questa è la vendetta del solito tifoso imbecille, capisci? Adesso chi glielo dice a mia moglie? Io no, io. Senta, per cortesia, scusi, ci può dare una mano che... Ma sta zitto, guardialine. Lucianina! Luciana? Lucy! Luciana! Miau! Miau! Un giorno o l'altro la polpetta di dosso, eh già. Vediamo cosa dice il messaggio speciale. Ecco, lo sapevo. Sei un uomo senza parola. Sei arrivato di nuovo in ritardo. Ma se mi si è rotta la lambretta, mica è colpa mia. E magari inventerai la solita storia della lambretta. Luciano, io... No, Marco, tu la devi finire con questa mania di fare l'arbitro, se no io divorzio. Almeno ti rendesse qualcosa. E non buttare la giacca per terra. Se ti vuoi fare il caffè, non adoperare quella caffettiera napoletana vecchia e sporca. C'è quella americana, nuova, con la palla di vetro. Magari sei contento che io non ci sono, eh? Così sei libero e te ne puoi andare all'associazione arbitri con quel cretino di Peppino a filosofare sui misteri del calcio. Sta attento a come apri quel cassetto, non lo rompere. Prima di uscire poi, ricordati che Old Joe è ancora digiuno. Gli devi dare da mangiare. E allora esco da sola. E pensare che anche oggi mi ero Ti sei fatta la messa messa in piega. Ma hai tutte le fortune questa sera tu. Oh, giochi? Mauri, duro il campo dell'Alessandria, eh? Ma no, è stata mia moglie. Qua sono tutti entusiasti di te. Il presidente mi ha detto che fra poco ti faranno arbitrare in Serie A. Poi verranno le partite internazionali, ci pensi? Le tedeschine, le francesine, le spagnole, olè! Sì, olè. Quelle familiarizzano subito. Sì, lo so, è che io preferirei familiarizzare con mia moglie, guarda. Come sei esagerato tu? Non lo so, solo la domenica sul campo mi sento qualcuno. È Ah. vero. Che devo fare? Del resto anche lei non ha torto, perdo un posto dopo l'altro. Però uno come te, che è il padre che conosce tanti monsignori, non deve essere Ma disoccupato. se sono 10 anni che non ho rapporti con mio padre, ma ti va proprio di chiacchierare. Lo parli l'inglese? Ma sì, stai a vedere che adesso uno non parla con il padre perché non sa l'inglese. Insomma, lo sai o no? Ma sì, mi arrangio. E allora chissà com'è che non ci ho pensato prima. Il posto ci sarebbe dove lavoro io, alla Tourist Company Express. Il direttore è persona mia, basta che ci parlo ed è cosa fatta. Tu dici? Si capisce. Parlaci. Alle 2 viene. Non solo mi rovina la domenica, ma pure la notte. Sta attenta a te che ti faccio diventare un cervo, sai? Se mi decido a metterti le corna non riuscirai più a entrare in casa. Vieni, vieni, ho una bella sorpresa per te. Voglio proprio vedere che faccia fai. Luciana. Lucianina. Luciana. Ma ce ne siamo con questa storia dei letti separati. Ma insomma, almeno avvertimi. Ma che cosa significa? Ma cosa t'ho fatto di male? Luciana? Dormi, eh? Ah.
Allora sai che faccio? Visto che tu dormi e non mi puoi sentire, finalmente posso parlarti a cuore aperto. Tanto tu non mi senti, eh? Sai, a furia di tirarla la corda, potrebbe anche spezzarsi. Ogni volta che perdo un posto è una storia, come se fosse la fine del mondo. Ti lamenti perché faccio l'arbitro, ti lamenti perché la domenica mattina vado via presto, perché la domenica sera torno tardi. Ti lamenti perché russo la notte. Io capisco, il gioco del calcio è il tuo nemico, è il nemico di tutte le mogli. Ma tu non sei una moglie, sei il profeta Geremia. E che diamine. Io sto zitto per quieto vivere. Però a un certo momento mi potrebbe pure scappare la pazienza. Sei nato a Trastevere e ti comporti, capisci, come se fossi nato a New York. Mi hai riempito la casa di apparecchi elettrici, bottoni, bottoncini, leve, levette, infine un tosto schizza per aria, il fonografo, il phon, il frigidaire, il frullatore, l'apparecchio dell'aria elettrica che poi quello mi fa proprio il sistema nervoso qui, quel Anche che inventino l'automatico dell'amore, poi sarai contenta. Mi senti? Una mattina poi quando mi sveglio con gli occhi tutti, la voce, incominciamo. Bisogna fare l'hula hop per la linea. E fallo fare a quel cavallo che gira per casa, capisci? Quell'imbecille che mi costa più lui della Vespa. Bisogna chiamarlo The Old John, il vecchio John, pastoraccia abruzzese. La cosa poi che mi avvilisce veramente è questa. Girare per casa così, truccato come un paralume, io non lo so. Bisogna dormire all'americana, bisogna mangiare all'americana, bisogna vivere all'americana, bisogna anche dormire all'americana, e no. Ma stasera io non ho sonno, quindi starò sveglio all'americana, ecco. E siccome quando gli americani non possono dormire si fanno la barba, mi farò la barba anch'io. Con rasoio elettrico americano. E anche un po' di musica voglio sentire. Ecco qua, jazz americano. Basta! Oh, come mai, non dormivi? Io faccio quello che mi pare e piace. Eh già, si capisce, la padrona sei tu, eh? E smettila. Credi di essere spiritoso? Ma da quando in qua questi piacevoli ronziti danno fastidio? A me? Figurati un po'. Io non li sento neppure. Anzi, guarda. Adesso ti faccio vedere io quello che ti combino. Brava mogliettina che fa le pulizie anche di notte. Sì, all'americana, caro. Ah sì? Lo sai cosa faccio io adesso? Mi faccio un bel massaggio d'aria calda. Ecco, così mi apro i pori della pelle e mi distendo i nervi. Ah, fai bene. Lo sai cosa mi vado a fare io adesso? Un bel frullato di frutta. Così quando avrò sete lo troverò bello e pronto. Ma certo, cara, vai, brava, vai. Oh, bella damina, permette una danza? Avanti, ma che cantiere! Io chiamo le guardie! Oddio, l'interruttore generale. Hai sentito come hanno strillato? Per forza, con questi muri moderni. Con queste mogli moderne. In fondo, l'idea di questi letti separati non è mica male. Ma sarà. Oh, ciao. Buongiorno. È un destino. Tutto è americano. Perché, non ci piacciono gli americani? Come no? Lei è americano? Quasi, sono nipote del Rocky Giardino. Tiè. No, grazie. Direttore, io l'elica la metterei. Iavarone, per cortesia, be quiet, sto lavorando. Per carità, ero venuto per l'assunzione. Iavarone, qua già ci stanno tumoni, troppi Iavaroni, e questa volta niente parente tuo, capisci? Stia tranquillo, be quiet, tanto io la mia famiglia già l'ho sistemata. Ero venuto per raccomandarvi. Fai i trasiri concorrenti al job, cominciamo da questo giardino. E se invece che dal giardino cominciasse... Questa è parente mio caro amico che adesso purtroppo sta a Sing Sing. A Sing Sing. Fallo trasire subito, tu italiano nato qui, tu non puoi capire queste cose. Subito, Qua, subito. lasciami stare lei. Per carità, per carità. Guarda un po'. Pasquale Giardino. I'm ready! Subito dal direttore. Yes! Si capisce. Quello c'ha lo zio gangster. Se è per questo io ho un cugino che fa lo scippo. E che cos'è lo Lo scippo? strappo, no? Pasquale Giardino. Sapete l'inglese? Yes, this is my certificate. Vabbè, tanto qua si parla italiano. Conoscete il regolamento doganale?
fin da picceride, my father e padre erano contrabbandieri. Bella famiglia. Titolo di studio? Laurea in Lecce. Laurea in legge. Legge. Yeah, non Lecce, Lecce, nella Puglia. vabbè. Mi sono laureata lì. E qua non è buono, qua. Sentite una cosa. Ma perché? È il regolamento. Ma io? Le per cortesia stia calmo. Ma Aspetti il suo turno. Mi è antipatico. Date retta a me. Una cosa che... Facciamo in tempo ad andarla a comprare. Ma si capisce, come che lo si vede? aspettate, Come andate. ma quelli dove li hai mandati? Eliminazione tecnica dell'avversario. Manual of the perfect friend. Capitolo primo, morte tua, vita mia. Vieni con me. Permesso? Oh, welcome, bene giunto. Hai visto questo? Fatto io bene. Prezioso. Ande bene. Lo vuoi? Prendi. Come sta tuo zio? Bene, ma è parecchio tempo che non lo vedo. Lo credo buono. Adesso pare che lo facciano vescovo di Montefiascone. Buono, lo fanno vedere. Si dà. Bella Giardino, quanto è bella. No. Non è bella? No, veramente il signore Marco Tornabuoni. Giardini è andato via perché non aveva i documenti a posto. Ah, è andato via Giardino? Sì. Ah, Giardino è andato via. È bella Tutto a questa. posto. Giardino se ne aiuta. Ah, in piedi! Io conosco il regolamento turistico che regola viaggi intercontinentali? Sì, benissimo. Il primo articolo dice i viaggi si intendono... Silenzio! Il regolamento non serve a niente per il job che te volesse dare io. Ci vuole simpatia, fair play. Eccellenza, più simpatico di lui, dove lo troviamo? Shut up! Silenzio! Esce tu! Subito, eccellenza, subito. Miss Jordan, please. Se lo dice lei. Sit down, please. You communist? No. Fascist? Sicuro? Eh, Dammi l'aeroplano, dai. io da bambino ho fatto il barile, ma appena hanno ripristinato i Boy Scout, mio padre mi fece iscrivere. Il babbo era generale dei Boy Scout e ho fatto dei viaggi all'estero, dei campeggi e sono stato anche in Spagna. Falangista? No, tourist. Un momento, bitte. Va bene. Vediamo, io non capisco. Poi ha una linea, io non ho mai visto una cosa così, sembra un palombaro. Ma è provvisoria. Avanti, langsam. Amperometro segna 121 Bahn. Per me, alto, basso, biondo, bruno, basta che sia un uomo. Guarda un po' chi c'è, il marito di Luciana. Ogni volta che lo vedo mi piace di più. Lui è un long play formato speciale. Ma non poteva capitare a me invece che a Luciana? Ma le sembra possibile questo aggeggio qui da noi? È un raccomandato dell'ambasciata americana e poi è un inventore tedesco. Ma che inventore, un matto tedesco. È una perdita di tempo, Luciana. Incalcolabile. Tempo, un manodopera. Naturalmente siamo in fase sperimentale. Non è altro che un minuscolo prototipo. Halt, ferma. Mi è molto affezionata. Allora, dimostrazione. Avanti. Signora, suo marito aspetta di fuori. Come? Per favore, può chiudere? Grazie. Di fuori suo marito battente. Ah sì, scusate, vengo subito. Prego, signorina. Io continuerei. Sì. Allora, proviamo quest'altra. Che fare? Ecco, vedrà, caro direttore, vedrà perfettamente la machine in opera. Leopold, mi raccomando. Oh.
disco, pressione no buona. Adesso verrà altro disco, no, manca per niente. E qui ci sono piccole tagliatelle, Hamburgo, Monaco, altro recitante, ma anche nolotti, peperini e rigatone. Su, dimmelo. No, sei tu che devi indovinarlo. Come faccio? Ma se ti ho detto che è una bella notizia. Ti hanno cacciato dall'associazione arbitri, di. Di. Ho trovato un posto. Un posto? Sì, è proprio come piace a te, in una società americana. Oh, Marco, come sono contenta. Ma che ti sei ammattito? Ci vedono. E non c'è nessuno. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Sempre la giacca per terra. Marco? Sì, cara. Mi aiuti per favore a tirare sulla lampo? Ma certo. Andiamo su, che facciamo tardi. Ci aspettano i miei. Ma che bravo. Ma con chi hai fatto esercizio? Con le tue amichette? Io le mie amichette le spoglio, non le vesto, cara. Spiritoso. Maledetto cassetto. Guarda che se non fai con calma, quello non viene mica, sai. Non ci riesco. Permetti? Con un po' di delicatezza si ottiene sempre tutto. Lo vedo proprio. Fammi provare di nuovo. Dì, ma non ne puoi fare a meno, lascia andare, vai. No, c'è una cosa per te. Per festeggiare il tuo nuovo lavoro. Grazie, cara. Bacino. Americana. Ti piace? Pensa che va bene con qualunque vestito. Sai? Soprattutto con qualunque paio di scarpe. Schifo. Non hai avuto il giornale? Vieni. Vabbè, a questa ci penso io, se pensa studiare invece a giocare sempre con l'Aquiloni. A primo, a secondo, terzo, quarto, venite qua a guardare che roba. Sto cafone di sto norcino. Lo possino, bada. Sto burino. Stavolta, ragazzi, sta macchina me la gioco. Pronti? Nonna, sfasciala tutta, Forza dai! Roma! Andiamosene a fare. Dai, Ale! Non ce voglio via! stare! E non ce voglio stare! Salute! Ma su, piantatela, sapete che il vino mi fa male, no? E lascia perdere, voglio bere al posto che ha trovato Marco. E se dobbiamo bere a ogni nuovo posto di Marco, passiamo la vita a imbriacarsi. Sì, ma questa volta ha trovato un posto buono. Lavora con gli americani. E allora bevemo all'americani e alla salute mia e ai miei 75 anni. Forza, nonna, che i primi 100 anni sono i più duri. Salute! Salute! Ah, Peppi, lo sai che dice zio? Che sei come i marinai. Perché? Perché c'è una donna in ogni campo. Scherza il bambino. Ma che ti ridi, cretino? Trattalo male, Giuseppe, all'uomini sono tutti marinai. Grazie, molto gentile. Cameriere, 2 noci. E poi dice che si ingrassa. Ma vedete Peppino quanto mangia? Quelle sono grissine. Sì, ma questo è il 6° pacchetto, vabbè? Guarda Luciana come mantiene la linea. Già, Luciana, ma come fai a non ingrassare? E fa la cura americana. Carote bollite, spremute d'arancia e popcorn. Io mangio bene soltanto il sabato, quando vengo qui con voi. Ah sì, perché da tuo padre mangiavi bene. Semolino, pesce bollito e acqua di San Paolo. A Marco, certo che se tuo padre ogni tanto venisse qui a farsi la bella magnata con noi, mica gli farebbe male. Ah, ma che dici? Se quello non è voluto venire nemmeno al matrimonio. Bene al battesimo. Figurati. Non c'è niente da fare, la Lazio c'ha più gioco. È sfortunata. E certo, ma sempre Forza Lazio. A giovano, caglietto per piacere. Ho detto Forza Lazio. È l'ultimo 3-0 che non ve lo ricordate? E allora quella volta che Lovati con la panzata trovò il petrolio? A me mi dispiace una sola cosa, che la Lazio e Napoli hanno la stessa maglietta E azzurra. c'hai ragione. Adesso incomincerà a parlarsi Ma perché non fate come me? Ci vuole polso. Io non ho visto mai una partita e non ci andrò mai. Ecco. Senti Marco, tu che sei un arbitro, dacci un tuo parere No, spassionato. proprio perché sono un arbitro io non posso pronunciarmi. Ma che c'entra, tu puoi. Marco, andiamo a casa. Vengo, cara. Dove vai? Ma Andiamo a casa.
casa, è tardi. Ma che tardi, sono le 10 e presto. Ecco. Ciao mamma, ciao. E state zitta, ne posso. Andiamo, su. Ciao, ciao, bella. Ciao. Ciao, Marco. Arrivederci. È inutile, ciao. Che bella Con coppia. questi anni non si può mai fare una discussione serena. Sfuggono, sfuggono. E parlate in romanesco. E piace. Corri. Ma che cosa vuole lei? E poi nemmeno la conosco. Signorina, mi ascolti, permette che l'accompagni? Perché mi ha presa? Io sono una ragazza seria. E poi scommetto che è già sposato. No, signorina, aspetti, lasci che le dica. Vede, io sono tanto infelice. Mia moglie mi trascura, non mi capisce. Beh, forse è lei che non si sa spiegare. Posso provarci? Beh? Lei dice beh. Certo, scusi, siamo sposati. Già, dicono tutti così. Ma io le mostro la tessera. Che diamine. Un momento di calma. Accidenti, devo averla lasciata nell'altro vestito, sì. Ma scusi, ma non vede che ho la fede? Siamo sposati. Anch'io ho la fede che siamo sposati e lei, signora, quest'alibi non funziona. No, permetti, cara, mia moglie... Alt. Questa è la prova. Ha detto mia moglie. Scusi, come dovevo dire? Mia moglie non si dice, si dice la mia signora. Bravo. Sentite, voi a me non me la date a bere, voi non siete sposati. Però almeno comportatevi bene. Certo che io, la mia signora, in giro sola a quest'ora non ce la manderei. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Matto, ma simpatico. Sì. Senti, io vorrei sapere come fanno i fidanzati oggi a fare l'amore. Già, e noi come facevamo? Come facevamo? Sempre tutti gli occhi di casa tua addosso e pensare che io avevo sempre voglia di darti un sacco di baci. E io no? Di. Insomma, noi per la guardia stasera non siamo sposati. Mhm. Siamo una coppia regolare. Lo sai che a me sta cosa mi dà una sensazione curiosa. Ma che vuoi fare? Ci verresti con me? Sì. Ma dove mi porti? Vai. Taxi, taxi! Buonasera. 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 Però, come lo conosci bene questo posto? Chissà quante volte ci sei venuto, Ma eh? lo conoscono tutti, Lucy. Buonasera, signore. Buonasera. Vogliono cenare, signore. Vuoi cenare? Veramente ci siamo alzati da tavola un'ora fa. Abbiamo mangiato, è vero? Capisca. Marco! Marco! Ah, Marco. Bombardino mio santo. Ciucciotti belli lui. Gatti mammoni. Ah, Marco, meno male. Che brutto sogno avevo fatto. Pensa, mi ero sognata che te ne eri andato via. Mark, good morning. Dimmi che sei felice pure tu. Pensa che bellezza. Lavoriamo tutte e due. Stiamo bene insieme. Ci vogliamo bene. Marco, perché non succede sempre così? Mark. Prometti a Cicipocci tua che oggi rimani tutto il giorno con me? Mark? Sì, amore. Quest'altra domenica, tutte le domeniche, sempre, sempre insieme. Sì, darling. Dormiamo adesso. Sì, sì. Hai ragione. Capirai, sono appena le 7. Sì, le 7. Beh, Oddio, come faccio? che? C'è Peppino che mi aspetta all'aeroporto. No, Dobbiamo partire per la Sicilia. La partita... Oddio. No, amore, cerca di capire. No! Guarda, te lo giuro, è l'ultima volta. L'ultima No. volta. No, no. Voi siete una cosa! Ce
Uffa, tutte le domeniche è così. Anche Peppino mi trascura, eppure io non vedo l'ora di sposarmelo. Ma quanti anni sono che siete fidanzati? 8. E non ti basta? Beh. Vedi? Per noi donne arriva il momento che il marito diventa una necessità. Ma no, non è solo per questo. Adesso ti faccio vedere io quello che gli combino. Io a te ti invidio. Tu puoi fare queste rappresaglie perché sei sposata e non hai più paura che ti scappi. Io invece devo sopportare perché sennò quello si stufa, mi pianta e vola via. Sì, lo vedo proprio volar via. Tira un po'? Ecco di nuovo svegliarsi per terra, ma mai possibile, questa storia dei letti separati. Oh, ecco il postino della Val Gardena, bravo. Vediamo quali sono le ultime. Buono. Oh, buono. Con te non ci parlo, non tentare di comunicare a mezzo registratore. L'ho rotto. Sai che dispiacere che mi hai fatto. Perdonami. Ma no, buono. Non potevo fare diversamente. Vai adesso, Vai. Su, vai. Vai via, vattene, vai dalla padrona, su. Da quella parte. Oh, bonjour, Madame Freulin, desideri qualche chose? Oh, yes, qui Travel Office? Sì, Tourist Company Express. Espresso? Sì, ma non espresso, presto, Fresco, diciamo per il presto. turismo, per le belle turiste come voi. Qualunque servizio a vostra disposizione. Volete cambiare il vostro denaro, changer l'argent? No. Operazioni doganali, douane? No. Ho capito, voi volete visitare l'Italia, voi volete viaggiare. Oh, yes! A noi piace molto viaggiare. E viaggiate col signore, viaggiate, belle bambine. Viaggiate. C'è il signor Tunaboni? Sì. Da Mr. Laccarara, please. Subito. Considerata la stagione, io vi consiglierei un paese con un bel sole, per esempio Maiorca, il Sud America, Ti vuole il boss? Chi? Il principale ti vuole. Ah, deve essere per il permesso. Just a moment, please. Il torneo, mamma. Dites-moi, vous voulez viaggiare? Sì, luoghi pieni di sole. Maiorca. Sud America. Filippine. No, lì piove sempre, fa freddo. Il sole, quello vero, lo potete trovare solamente a Napoli, Margellina. Vi posso dire una cosa, a Margellina io conosco un posticino dove si possono mangiare dei purpetielli veraci. No, purpetielli. Fate licenzione. Hai visto come è venuto bene? Molto carino, sì. Lo vuoi, prego. Mister Lacorata. Senti, signor Giardino. No, ma io non sono Giardino, come glielo devo dire? Mister Lacorata, io mi chiamo Tornabuoni. Ah, torna buono. Sì. Vabbè, segna qui con un crocetto perché chiedete un giorno di Come permesso. glielo devo spiegare? La mia ragione sul questionario non ci può essere. Uffa, paese, allora perché mi chiedi un giorno di permesso? Ma perché Thursday, giovedì, io devo andare ad arbitrare una partita di recupero. Ma sta scritto qua. No, Leggi, ti è morta una zia, la tua casa va a fuoco, devi fare un picnic con la tua ragazza. no, ma del permesso ne ho bisogno lo stesso. Ma sta scritto qua. No! E allora il permesso non te lo posso dare, vattene, va. Ah. Guarda quanto è bello. Ah, io vivo solo, se mi volete onorare qualche volta a casa mia vi posso dare altre ricette. Ah, io sono... Come andare? Excuse me. Niente da fare. Ah, e come si fa? Tu là ci devi andare Ma per come forza. faccio ad andarci? Senti, mi è venuta un'idea, ti sostituisco io, tanto qua è così facile. Ma come? Si può? Sì, per allora va carità. bene. Dicela tu la ricetta della pizza napoletana, dicela. Dicelo. Non eravamo rimasti a Maiorca. Good morning. Good morning. We are Indian. We want to visit Pompeii. E lei sa perfettamente, sì. Ciampino è avion. Pompeii. Sì. Tempio. Sì. Freschi. 800.000. Oh, ये लोग तो हम लोग को मार जाने मत के कभी नहीं हो सकती ये करके कि अभी ये तो अभी बहुत वो ज्यादा रोड है, लगे 800 ये तो देखो हम लोग को गला में डाल तो ये कभी नहीं हो सकता ये कभी नहीं हो सकता ये तो मार डालेगा हम लोग Che c'è? all right tutto caro Italia Caro cavaliere, qui c'è l'inflazione. Wait
incredibile! Chiesto andare a Pompei, vicino Napoli, invece mi hanno mandato a Bombay, India, Bombay, India. Invece voglio tornare a Roma. Voi italiani pagare tutti i danni. Voglio andare a Pompei gratis. È una meravigliosa messa in piedi. Ma che fa la sua? Ha imparato a volare? No. C'era lo scorrevole della tenda che non funzionava, non chiudeva bene. Lei sa quanto fastidio mi diano gli spifferi. Ecco, adesso funziona. Senta, dottor Giuliani, dovrebbe dare un'occhiata al nuovo metodo Filey per i calcoli delle paghe. No, per carità, il ragionier Franchetti ha ripreso servizio solo ieri e l'australiana mantiene il contagio almeno una settimana dopo lo screpamento. Qui invece il mio ufficio sono come in una fortezza asettica. Piace, quello specchio? Molto. Si vede che lei ha buon gusto. Grazie. L'ho trovata per un caso, sa, a un'asta. L'ho pagata 4 soldi. Mi ero accorto subito che era un pezzo raro del Settecento francese, di un noto incisore. È firmata, sa? Non sapevo che si intendesse anche di arredamento. Lei sa proprio tutto. Tutto, no. Per esempio, non so come si chiama questo profumo che lei adopera. Oklahoma. Oklahoma. Senta, signora Tornabuoni, bisognerebbe far sdoganare quelle 2 presse arrivate ieri da New York. Ah sì, sono ferma al Tourist Company Express dove lavora mio marito. Se vuole possiamo telefonare. Sì, potrebbe occuparsene. Sì. Pronto? Per favore il signor Tornabuoni. Chi? Ah, Tornabuoni, sì. Quello che si chiamava Giardina, sì. Oh, bravo ragazzo, sì. L'ho licenziato, come no? Come? No, deve essere andato a Bombay con degli indiani, non so. A Bombay? Quanto è bella. No, Giardina, quanto è bello che è. Goodbye. Ciao. Ciao. Che stanchezza. Sì, Mostro bavoso! Si chiama Old John. Sì, sulla lapide ci scriverò Old John, perché uno di questi giorni la polpetta gli do. Te la do a te la polpetta. Si può sapere perché ti dà tanto fastidio? Perché io sto tutto il giorno a lavorare, il signorino qui sdraiato, a riposare lui. Come ti capisco. Tutto il giorno alle prese coi turisti. Poverino, che fatica, Oddio, certo, non... Sei un po' esaurito, no? Hai bisogno di riposo. Magari un po' di vacanza, no? E perché non te ne vai a Pompei? A Pompei? Sì. Perché proprio a Pompei? È così vicino, no? Prendi l'aereo e in un giorno ci arrivi. E poi magari ti sbagli e arrivi a Bombay. Senti, Luciana, stavo proprio per dirtelo. Guarda, è successo che E io... piantala! Racconti più storie tu che Walt Disney. Bella figura mi hai fatto fare col principale. Telefono e mi dicono che ti hanno sbattuto fuori. Senti, me ne importa assai del tuo principale. È una persona seria, non un bugiardo come te. Allora ti potevi sposare lui. O un americano, magari. Il guai è che ti voglio bene. Senti, Lucy, troverò un altro posto, vedrai. No, signore, questa volta te l'ho trovato io. Ti sei fatta male. Oh, te l'avevo aggiustato con le mie mani, volevo farti una sorpresa. Caro, me l'hai fatta. Come va il lavoro, bene? Tutto bene, dottore? Brava. Averlo qui, che fortuna. Contenta del nuovo lavoro di suo marito? Sì, ma forse era meglio se stavi nell'amministrazione, sarebbe stato più utile, con tutto il lavoro che c'è. In America si comincia col vendere i giornali e si finisce come direttori. Molte volte in Italia capita il contrario, si comincia come direttori e si finisce col vendere i giornali. Dottore, deve mettere una firma Sì, dove? qua. Vedo che se la cava abbastanza bene, Già. Ma che, sei preoccupato per Luciana? Già, stasera ricominciamo con le solite storie. Una volta che uno decide di prendere il treno per... Perché la lambretta si guasta sempre? Si scassa il treno. Ma non si parte mica? E io cretina che mi sono fatta pure la messa in piega. Oh, Ciao, tesoro. ciao. Mamma, lo fa apposta la carognetta, Si chiama Old John. Oggi me ne sono accorto subito che ti sei fatta la messa in piega. Ah sì? Vieni qua, siediti e ascolta.
prometto e giuro che questa volta sarò puntuale e che tornerò a casa alle 7 precise. Di chi è questa voce? No, Luciana, non è stata colpa Di mia. chi è questa voce? Sì, è la mia, ma... Che ore sono? Le 8:30. Si dice le 20:30, vale a dire un ritardo di? 1:30. Oddio, quando lo vedo il mio cuore va a 78 giri. Buongiorno, dottore. Buongiorno. 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 Al dottor Marco questo presente offre il mio cuore riconoscente. Dal raffreddore salvarsi possa quando allo stadio la pioggia è grossa, mettendo al collo la sciarpa rossa. Marco Tornabuoni in amministrazione. Anche la sciarpetta si è fatto regalare. Mi dispiace, torno subito. Quella gatta gelosa. Non gliene passa una. Mi volevi? Hai freddo? Ah, è un regalo delle signorine gentili, vero? E volgarucce, sciarpa scozzese color rosso granata. Senti, mi hai fatto venire qui per dirmi questo. No, per dirti che da oggi non vendi più giornali. Che giornali? Lo so io. Da oggi lavorerai qui, in amministrazione, con me. Ai suoi ordini, signora. Si avvicina il 27 e bisogna preparare le buste paga. Vieni qua. Allora, subit total, rilasset, look, memory, ext, total. Va bene? E questo è lo specchietto indicativo. Paga base. Caro vita, indennità, assegni familiari, INA. Ecco, basta addizionare le voci rosse e sottrarre quelle in nero. E quelle in verde? Sono gli straordinari, il giallo, le multe. Semplice, no? Sì, semplicissimo. Ecco come si tratta un padre di famiglia dopo 30 anni di servizio. Dottor, lei è un santo. 7.000 lire in meno. Ma le pare giusto, dottore? 7.000 lire di meno. Ma scusi tanto, Luciana, ma che cos'è questa storia? A cottimo io, a me 14.000 lire, a me. Ma guarda un po'. Ma lo sapete, ragazzi, a me non mi ha calcolato il caro pane. Ma come? A Lenuccio gli hanno dato la 13esima e a me 10.000 lire. Lei sapete la mia busta paga? Dottore, mi senta un momento. Ma che cosa è Dottore, ma che cosa mi ha combinato? 10.000 lire in meno mi ha dato, ha capito? Va bene. Dottore, Calma. sapevo di non esserle del tutto indifferente. Mi ha dato 700 ore di straordinario. Capito? Va bene, per Marco Tornabuoni in amministrazione. Va bene, controllerò. Ma dottore, si tratta di 10.000 lire in meno che mi hanno dato. Ma lui che c'entra? Poverino, si sentono pure adesso. Ha sbagliato tutto. Ma si può sapere che cosa hai combinato? Piano? Ma io non ho sposato un uomo, io ho sposato un sabotatore. Ah, per le paghe? Ma io non ci capisco niente con quelle cose lì, le verdi, le gialle. Le brune, le bionde, le rosse, perché lui invece di lavorare guarda le donne, ecco perché. Mentre io devo sgobbare dalla mattina alla sera, vero? Lucy, non fare la sciocchina, dai. E non mi chiamare Lucy adesso, perché io mi chiamo Luciana. Ah, adesso ti chiami Luciana? Eh già, adesso che io in mezzo a questi americani, insomma, cominciavo a trovarmici bene. Certo, in mezzo alle sborfiosi, il bacetto, la sciarpetta. Ah sì, eh? Senti, questo impiego non l'ho cercato io. E io che sono riuscita a farti assumere. Bella figura che mi hai fatto fare con il dottor Giuliani. Lo sai quale sarebbe il mio dovere? Fare come quelli del Tourist Company Express, farti licenziare, mandarti via. Ecco cosa dovrei fare. Guarda che non ti devi mica fare scrupoli per me, sai? E non voglio che tu faccia cattiva figura con il dottor Giuliani. Quindi mi licenzio da me. Ecco, sei contenta adesso? Eh già, per te è facile perdere un altro posto. Tanto c'è sempre la cretina che porta i soldi a casa. Marco, ma che mi succede? Perdonami, guarda, io non volevo, Ti io... rendi conto di quello che hai detto? Perché hanno sentito tutti. No, perché ho sentito io. Dici che mi faccio mantenere da te, che dipendo da te. E se lo dici vuol dire che lo pensi. Del resto è anche vero. Ma io qui dentro non ci posso stare, non è colpa mia. E tu non l'hai mai capito. Quindi abbiamo sbagliato tutti e due. Marco, dove vai? Vai a casa? No! Torno da papà. Buon pomeriggio, professor Ottavio. Ha dormito bene? No, purtroppo no. Forse il semolino di mezzogiorno mi è rimasto sullo stomaco. È stata lei a prepararlo. Se
ma lei l'ha condito. Ma no. Ah, Agnesina, Clementina, ma voi litigate sempre. Sapete cosa ho sognato? Finalmente un'udienza da Monsignor Carlucci. Magari, purtroppo no. Ho fatto un sogno strano. Un grosso prato rettangolare attraversato da linee bianche longitudinali e 2 rettangolini di legno all'estremità. Lungo forse 100-110 metri. E quei rettangolini bianchi non c'era forse una rete? Silenzio! Come lo sapete? Voi spiate anche i miei sogni? Ma no, professore, il solito sogno. Quello del campo di calcio. Silenzio! Queste parole in casa mia non si devono pronunciare. Ho sognato un prato, soltanto un prato. Ecco. Ma guarda un po', ho sempre sperato che mio nipote fosse diverso da mio figlio, e invece anche lui. Ma non se la prenda tanto, professore. Sono giovane. Silenzio! Andate a chiamarlo. Sì, deve essere il Semolino. Alla? Dai, basta. Michele! Che c'è? Tu stavi giocando, Ma no, Agnesina, non giocavo, te lo giuro. Dov'è il pallone? Non giocavo io, Agnesina. il professore, ti ho visto Il professore, ma no, è anch'io. possibile, lo si E ha io visto. la palla? Chi ha tirato la palla? Tu hai tirato la palla, brutto, Io. ripetete che lo sei altro. Ecco, gli ha tirato Vai la a palla, vedi? preparare la macchina al professore Sì, subito. la macchina, sì, ma non dire niente allo zio che ti do un santino dopo, è un bel santino, sì. Michele, la macchina. Ah, la macchina. Subito. Ragazzi, io torno. Gioventù bruciata dal demone dello sport. Michele è un ragazzo che mi preoccupa, così scapestrato, ed è anche ripetente, fa il seminarista da 10 anni. Voltatevi che mi sto spogliando. Se Monsignor Carlucci gli fa il rapporto, come niente, appena strappati i voti me lo manda in missione al Congo. E io rimango senza nipote, senza segretario e senza autista. Adesso potete voltarvi. Ma sto fanale, hanno risposto da Londra. Ah, sì, hanno risposto. Ma hanno detto che i pezzi di ricambio di questo modello sono esauriti dal 1930. Che bel modo. Questo si ferma sempre. E beh, sai, finché il rodaggio non è finito, i cilindri sono ancora un po' legati. Ma che vuoi fare? Casa e biblioteca e casa, da 30 anni sta poveraccia fa 100 metri al giorno. D'altra parte, a me da solo non mi ci vuole mandare. Mi manda pure al seminario, a piedi. Mi raccomando, Michele, prudenza, vai piano, Tienti sempre sulla destra. Ciao. Zio, una notizia meravigliosa. Cos'è, un'udienza da Monsignor Carlucci? No, meglio. Allora ti hanno finalmente promosso in teologia? No, questo no. Lei non immagina chi è arrivato. Non alzare la voce, Michele, calma e compostezza. Sì, calma. Allora chi è arrivato? È arrivato Marco. Allora vediamo quant'è che manca da casa. Sono circa 10 anni. Zio, ma lei beve? Non dire sciocchezze, è liquore di Fraginepro. Ah. Sì, sono esattamente 10 anni che aspettavo l'occasione per stappare questa bottiglia. Beviamo al ritorno del figlio al prodigo ed oggi imbandiremo il desco con l'agnello più grasso. È meravigliosa questa torta. La ricetta è mia. Sì, ma la pasta frolla l'ho fatta io. Io
Non ho mai mangiato così Ma non leggero. si parla col boccone in bocca. Scusa, papà. Michele, andiamo, un po' di discrezione. Signor zio, un pezzetto. Ah, abbiamo imparato anche a fumare. Chissà quanti altri vizi hai preso fuori di casa. Ma no, babbo. Il mondo è pieno di tentazioni. Io lo conosco. Ma professore, sono 20 anni che non esce di casa. Si capisce? Per preservarsi dalla immoralità che regna sovrana nel mondo, bisogna isolarsi. Qui io sto qui, isolato da tutti i vizi. Locali notturni, donne poco vestite, uomini che circolano in mutande. Ma babbo, quelli sono i turisti. No, peccatori. L'ultima volta che sono usciti i miei occhi e il mio animo sono stati feriti da un enorme assembramento per un'attrice, come si chiama? Quella... Ah, Marilyn Monroe. No, non la conosco. Tina Pica. Chi è? Tina Pica, quella, la zia d'America, no? Non la conosco. No, quell'italiana, bruna, come si chiama? Ah, Carla Calamai. Ma come, da allora non esci di casa e pretendi di conoscere il mondo? Che c'entra? C'è bisogno di vederle le cose per sapere che esistono. Michele, Sì. tu hai mai visto il Congo? Ah, io no, signor zio, non l'ho mai visto. Eppure il Congo esiste. Ah, non lo nego, non lo nego. Allora Marco, tu fai sempre quel tuo strano mestiere? No, babbo, non faccio più il calciatore. Ah, saggia decisione. Allora hai abbandonato i campi di gioco. Non proprio del tutto, adesso io faccio l'arbitro. Che bravo, fa l'arbitro. Senta tu, faceva come dice lui, l'arbitro. Vedi Marco, mi pare indiscutibile che tu, ritornando qui a casa, hai rinunciato alle tue attività pedestri. Ludovico. Babbo, ma che dici? Ludovico Tornabuoni, consigliere di corte di Casa d'Este. Massimiliano, cardinale. Francesco Maria, illustre giurista e insuperato legislatore. Matilde, superiora delle Orsoline. Cosa vuoi pretendere di più da una bambina? Beh, vedi Marco, te lo immagini qui un tuo ritratto con un fischietto al collo. No, non sarai un giudice come avrei voluto io, ma un giorno o l'altro tu prenderai il mio posto in biblioteca. Ma babbo, io... Ma che? Va bene, come vuoi tu, babbo. Beh, andiamo subito a Ma letto. se sono appena le 9. Già, questa sera è una sera particolare, abbiamo fatto un po' tardi. Michele, a letto? Pussa via. Un giorno o l'altro ti darò la polpetta, sai. Pronto, mamma? Mi prepari la mia camera per questa sera? Che ci faccio qui sola? Ciao. Che c'è, Lucia? Hai bisogno di qualche cosa? No, mamma, non ho bisogno di niente. T'ho sentito, sai. So 2 ore che ti rigiri dentro quel letto come un'anguilla. Ma niente, soffro un po' di insonnia. Forse avrò bisogno di prendere un sonnifero. Ma che sonnifero. A te ci vorrebbe tuo marito per farti... Ma che ma? Tu stai a pensare a lui? Sì, figurati se io penso a quello là. Ma fate ridere voi due. Mi sembrate 2 ragazzini. Uno dorme di qua e uno di là. Ma che non lo sai? Che io e quel boia di tuo padre so 25 anni che stiamo insieme Dai, e siamo sempre contenti come il primo giorno. E il letto, da quella volta che saprì quando ci dormì quella panzona di tua nonna, l'ho fatto saldà, ma saldà a fuoco. Senti, mamma. No, sei tu che mi devi sentire. Per saldarvi a voi due, invece vogliono i figli, hai capito? Ehi, mami. Le ultime statistiche americane dicono che una coppia, per poter avere figli, deve prima raggiungere una certa stabilità psicologica ed economica. Psychology and economy, yes? Luciana mia, ma parla come magna, mamma tua. Gli americani a me non mi fregano, da retta a me. Quelli dicono, ma poi i figli li fanno proprio come noi. Dormi, va. Buonanotte. Ciao. Ma smettila di russare, Marco. Marco, russa, russa ancora.
Le téléphone, s'il vous plaît. La barre gauche. Merci. Michele, Come va il lavoro? non c'è male, ti devo parlare. C'è qualcosa che non va? No, va benissimo. Vieni, andiamo a fumare una sigaretta. Sì, ma stai attento che c'è tuo padre. Se quello ci vede, poi lo dice a Monsignor Carlucci. Michele, io la lettera di dimissioni da arbitro l'avevo scritta, ma Non l'hai spedita? peggio, l'ho strappata. Meno male. Bravo, bravo. Bravo. In fondo al babbo gliel'avevo promesso. Sono gli ultimi 2. Vieni. Là. Forza. A me apri il cancello. Sì. E va piano. Dì, ma non avrai freddo? Ciao, pancere di lana. Sì. Aspetta, oh. Vado? Vai, vai, vai. Ma perché gli hai dato l'appuntamento proprio qua? Qui è più nascosto, non ci vede nessuno. Ma per fortuna che c'ho la pancera, fa un freddo. Ci siete Eccolo! riusciti? Sì, San Domenico ci ha esaudito. Ah, San Domenico. Sì, io l'ho pregato e il signor Tio ci manda a distribuire questi opuscoli di propaganda in provincia. Ma tu ti chiami Michele? E perché non ti sei rivolto a San Michele? Perché San Domenico è più forte. Che devo fare con questi pa... Dai, rigore! Ma non c'è il rigore! Ma come c'è rigore? Non vedi questo? Ma no, C'è! c'è! C'è rigore! C'è! Che vuole un libro sulla vita di Don Bosco? A me non interessa la vita di Don Bosco. Ma guardi che Don Bosco era uno sportivo. Non lo voglio. Organizzava squadre di calcio. Non era lo un voglio. tifoso. Vuole un libro anche lei? Lo sport tumore maligno della gioventù moderna. Te lo do io il tumore maligno e smettila. Se commette un'altra di queste infrazioni, io la caccio dal campo. Avanti, senza discussioni, si giri. Ma non l'ho fatta apposta. Arbitro, non c'è fuori gioco! Come non c'è il fuorigioco? Non c'è! Ci prenderemo un malanno con questa pioggia. Ma no, noi siamo sportivi. Ma via che è? I libri. Bello, eh? Buongiorno, signori. Buongiorno. Desiderano qualche cosa? Che? Desiderano qualche cosa? Noi? Ah sì, ci porti un libro, un... Che libro? Che genere di libro? Ma dove starà Marco? Ah, ho capito. Vogliono la vita di San Marco. Che? Gliela San Marco, ma che gli ha detto di no? Senta. Eccola qua. Bella, Cosa? Oddio, non ci avrebbe qualche cosa di più leggero? Ma come? Io era tanto tempo veramente che volevo leggere La vita di Bartali. Bartali? Ma noi qua abbiamo libri di cultura, abbiamo libri religiosi. E me perché Bartali non è religioso? Madre, silenzio, presti. Per favore, calma. Sì. Guardi, in piedi non si può leggere. Si vuole accomodare, per favore. Come vuole? Anche loro, per Tieni il cortesia, cappello, accomodiamoci. accomodatevi. Ah, non capisco. Babbo, siamo fortunati, sai. Il medico mi diceva adesso che la polmonite è scongiurata e che Michele ha soltanto una forte influenza. Caro Marco. Che tanto, caro Marco, un diluvio. Un diluvio è l'immagine giusta. La sete del sapere è come un diluvio che scroscia irorando di 1000 rivoli la mente avida di nuove conoscenze. Bravi ragazzi, voi state compiendo una missione. Grazie, babbo. Però volevo dirvi di non affaticarvi troppo. Michele, vedi, ha già la febbre. Pure Peppino. Chi è Peppino? Prefazione. Boh. Dizione. Ah, ho capito, dizio. Ma insomma. Zitto, calma, io devo leggere. Se non leggo forte non ci capisco niente. Ma insomma. Ma insomma chi? Legga piano. E leggo piano, stampato a Roma il 14 luglio 1901. Basta! Che maniere? Sarà bene quindi che domenica voi sospendiate il vostro lavoro, ve lo siete meritato. Ma babbo, i libri che devo consegnare, mi sono impegnato. Molta gente mi sta aspettando. Io ci potrei andare anche da solo. Va bene, vai pure da solo. Ma che chiasso? Ma che sta succedendo? Vado a vedere io. Vi prego, e metti insieme, ha capito? Ma che biblioteca è questa, senza fare nemmeno leggere? Cammina, Daretta, questo lo senti come parla. Marco, ma dove ti hai cacciato? Ma cos'è tutto questo chiasso? No, ma che chiasso? Noi stavamo passando di qua e allora abbiamo detto facciamo una cosa, andiamo a fargli una visita. Ne volevamo parlare. Sì. Allora avanti, parlate. Sì, parliamo. parla. Dai, Beh, vedi, noi, Allora? cioè io, ti volevo dire che
Ma insomma, capito? No, io non ho capito. Ma come non hai capito? Marco, bisogna che ritorni a casa tua. Senza di te, dico, tu riga pagliata, non mi piace. E poi noi con chi ragioniamo De Garcio? Sì, E sì. pensa che nonna è diventata stemia da quando non te Povera vedi. A voi qui vi ci ha mandato Luciana. No, no, guarda che Luciano non sa niente, parola mia. Beh, allora fatevelo spiegare da lei, perché io sto qui. Ma no, ma lascia perdere, no? No, no, non lascio perdere. Ma- Se Luciana vuole fare la pace, venga qui e mi chieda scusa. Ma dico- A me dispiace molto per voi, ma non posso fare diversamente. E poi non si può parlare. Ma come si può parlare? Leggete lì. Ma che è? Silentium. E chi è? Greco Romano? Grazie. Prego. Corso pratico per Boy Scout. Interessante. Lei fa il Boy Scout? No, no, mio padre. Veramente io li stavo gettando via. E perché? Perché sono fatto così. Quando un libro l'ho letto lo getto via. Ma se le piace lo tenga, permette? Grazie. Anzi, guardi, aspetti, avrei una piacevole edificazione dello spirito in 4 volumi. Apriamo subito o gettiamo, eh? Non so. Vuole pensarci? Si accomodi. Grazie. Ma lo sa che la sua faccia non mi è nuova? È strano perché per parte mia, se io l'avessi incontrata, saprei benissimo dove e quando. No, deve aver visto la sua fotografia da qualche parte. No, non dica niente. Lei è un attore. No. Allora è un cantante. Mm. Vede, io credo che lei rimarrà molto delusa quando le dirò un segreto. Sentiamo. Ecco, vede, io faccio l'arbitro. Oggi a Taranto ho fischiato 2 rigori e eccomi qui, sano e salvo. Però deve essere bello, eh? Tanta gente che aspetta con ansia le sue decisioni. Sì. E lei sul campo che comanda. Lei si ferma a Roma. No, soltanto per pochi minuti. Poi prendo la coincidenza per Firenze. Vado a stare un po' con mia zia. Peccato. Per mia zia? No, per me. Ah. Ma scusi se sono curiosa. Tutti questi libri che cosa sono? È una storia lunga. Deve sapere che io ho un padre. Peccato, siamo a Roma oramai. Aspetti che l'aiuto. Si è impicciato. Grazie. E questi li abbiamo letti tutti, no? Che facciamo, eh? Li buttiamo? Sì. Via! 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 Ecco qua. Guardi! Marco, Firenze non è poi tanto lontana. Mi vieni a trovare? Non dovrei dirtelo, ma domenica arbitrerò la mia prima partita di Serie A e forse proprio a Firenze. Sei contenta? Bada però che è un segreto. E 2. E il terzo qual è? Sei tu, il più importante. Se giovedì mi telefoni ti darò la conferma per domenica. Me la devi dare. Ti penserò tutta la settimana. Ciao! 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 Buonasera, dottore. Buonasera. 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 Allora, nemmeno a cena. No, Si potrebbe andare in un posticino allegro e poi al cinema. no, non mi va. Ah, c'è un film molto bello con un attore bravo, coso, come si chiama? Ce l'ho sulla punta della lingua. Grazie, ma non posso. Oppure c'è un film d'avventure. Io l'ho già visto, ma lo rivedrei volentieri. Cacciatori di microbi. Eh? Microbi. Sì, cacciatori. Allora va bene, l'accompagno a casa, come al solito. Devo dire che cerchi, non c'è la pagina sportiva su quel giornale.
siamo pronti, nella grazia del Signore. Santo cielo, una telefonata dall'estero. Dall'estero. Sì? Pronto? Tornabuoni! Chi è? Firenze. Chi è? Giulia. Ma io non la conosco, signorina. Scusa, babbo, è per me. Grazie. Sì, Giulia, sono io, Marco. Come stai? È andato tutto bene come prevedevo. Sei contenta? Io non ero sicuro. Che scandalo! Una donna! Eppure Marco è sposato. È una relazione peccaminosa. Per forza! La moglie l'ha lasciato solo. Le donne d'oggi, come sono strane. Lavorano, escono da sole, pensano perfino. Ci vorrebbe qualcuno che li riportassi sulla retta via. E questo è il compito dei vecchi. In questa casa, se vi sono delle persone vecchie, siete voi due. In ogni caso, io da persona matura so benissimo qual è il mio dovere. Ma non mi domandate di andare a Canossa, eh? Da quei sovversivi di sfasciacarrozzi io non ci andrò mai, capito? Mai. Che maniere, sei proprio un discoletto. E voi siete un ladro, mi volete rubare fiore? Fanciullo, abita qui la famiglia Terenzi, stai giù. E dove se no? Va bene. Tu aspetta qui. Sì, signor zio. Au, au. E tu il pallone? Sì, perché? Allora giochiamo. E basta, sono 4 tazze che te mangi. Ah no, questo papà non Tu me va. mangi invece. E te mi ha messo in un lavoro lui? Ma tu, state fermo. E adesso te se non mangi faccio venire l'uomo nero, sa? Magnate retta, che l'uomo nero non esiste. È permesso? L'uomo nero! Oddio, Zitti, maleducati. Chi è lei? Io sono il professore Ottavio Tornabuoni. Oddio, il padre di Marco. Vieni via. Scusi, professore, se mi trova tutto in disordine. Si accomodi. Adesso vado a chiamare mio marito. Che ne vuoi un po'? Grazie, piccino. Comunque mi congratulo con te. Sei molto buono a privarti di parte della tua pappetta per un estraneo. No, è che sta roba mi fa proprio schifo. Dai, tira. Palla. Ah, ma dai, la palla. Palla, tira. Non mi vedete mai. Dai, tira sta palla. Andiamo. Dai, ma io dai, dammi la palla. Michele! Che è? Vieni subito su. Vengo. Dove sta? Dove sta sto professore? Ah, eccolo. Stai tu che ti sei pigliato Marco nostro e tu ce lo devi ridare. Dove sta Marco? Ma gentile signora, io... Ah, ma allora sei senza core. Tu vuoi la morte Sì. mia. Eccomi, Io voglio io sono Marco. qua. Ma chi è questa Ah, vecchia ecco, matta? vedrai. Chi è? Diglielo tu che Marco deve tornare a casa tua. Ma che fate? Andate via! Vieni qua, che te voglio Scusi, dare sa, una bella professore, cosa. sono fatta aspettare in cucina, ma così, Zio, aiuto, all'improvviso, aiuto, venga il zio. salotto. Mio marito, se non sono le 10 la mattina, non si alza. Si accomodi, professore, si accomodi che lo devo. Adesso. E questa chi ci ha portata? E che ne so, l'avrà portata papà. Uffa, quanto ci fa lavorare, papà. Però sa che ti dico, è un modello che si sfascia facile. Ah, vedi che bidone, oh? Sovversivi. Oh, quell'orribile video intravisto una volta in un bar. Che fate là? Che questi sono cose nuove, professore, mi scusi caro professore se l'ho fatta aspettare, ma sai io stavo ancora a letto perché sono i miei figli e sa fanno gli sfasciacarrozze, è un mestiere un po' rumoroso. Un mestiere infame. Sì, ha ragione, prego, si accomodi professore, si accomodi, posso offrire un bicchierino? No, grazie, non bevo, io sono venuto qui per mio figlio. Quei due ragazzi devono tornare insieme. È giusto professore, io la penso proprio come lei, devono tornare insieme. Quindi è bene che sua figlia venga a casa mia. E perché suo figlio
non ritorna a casa sua. Perché la moglie deve seguire il marito. Ma per carità, professore, sono milioni sorpassate. Le donne oggi hanno gli stessi diritti degli uomini. Se per la strada si vedono certi manifesti, che cosa deve succedere nelle case? Oh, altro che sfascia carrozze, sfascia bastimenti. Ah, professore, mia figlia è orgogliosa e dice che Marco deve venire qui lui a chiederle perdono in ginocchio. Se non mi faccia parlare con sua figlia, perlomeno avrà rispetto per il padre di suo marito. Ma io il rispetto ce l'ho, è che è impossibile. Perché? E perché non c'è. Le vuole impedirmi di vederla, vero? Ma io non voglio impedire niente a nessuno. Mia figlia non c'è perché sta a lavorare. Le donne non dovrebbero lavorare. Dice bene lei. Insomma, professore, lei torni stasera alle 9. Mia figlia tutte le sere rientra a quell'ora, l'accompagna il principale. Ah, è che è qui che la volevo. Così, in una casa di sovversivi, si educano le figlie. Senti chi parla d'educazione. Qui se c'è uno che ha educato male i figli, è proprio lui. Quel poveraccio di Marco l'hai rovinato. Questo non si può fare, quest'altro nemmeno. Quel disgraziato voleva giocare a pallone, l'hai fatto smettere. Quando sei sposato con mia figlia, non sei voluto venire nemmeno al matrimonio. L'hai tenuto sempre chiuso dentro quella casa muffa e l'hai obbligato a fare quello che non voleva. Ma io mi meraviglio che ti saluto ancora e ti chiama papà. Capisci? Ma che sei diventata matta? Tu non gli hai detto niente. E per forza gli ha detto tutto te quando ci andiamo a fare la svolgi più a cattina, mamma. Cosa fate qui intorno alla mia macchina? Su, bambini, largo, Largo. fate passare, su. Ma cosa fa lei? Lavorare. Perché non lo vedi? Che è la tua sta macchina? Michele! Al marciapiede 9, il rapido da Roma per Bologna a Milano. È in arrivo al marciapiede 9, il rapido da Roma per Bologna a Milano. Ciao. Ciao. Dove mi porti? Non lo so, ma in un posto dove ci sia tanta di quella gente, di quella confusione, da poterti parlare senza che nessuno ci veda e ci senta. Sì. Devo farti un lungo discorso. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Va a pigliarmi subito il cappotto. Ma come, se siamo arrivati ora? È colpa tua. La domenica tu vai sempre alla partita e io non posso far tardi tutte le Senti, sere. si fa un giro. Sì. Che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire. Oh, dobbiamo farla rispettosa, ancora un po' inino. Senti, l'altra volta non mi è riuscito di dirtelo, ma tu sei la prima donna che, sì, insomma, che approva le mie domeniche e le considera una cosa importante. E sei in tutto e per tutto il contrario di Luciana. Luciana è tua moglie. Sì, ma non andiamo più d'accordo, abbiamo litigato e così non stiamo più insieme. Ti prego, Marco, non dire niente. Soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Già, dimenticavo che tu non usi il rossetto. Ti voglio bene. Ma ballare sai? Andiamo. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Si accomodi.
Carino qui, eh? Sì. Lei non c'era mai stata? No. Ma vedrà che si mangia molto bene. Due whisky. Buonasera, signori. Vogliono cenare? No, no, dopo, adesso 2 whisky. Whisky prima di mangiare? Sì, per carità. E Binguine prende 2 alla mattina invece della spremuta di pera, no? Grancio. E 3 come aperitivo. Un estratto di grano, proteine. I bicchieri, mi raccomando, puliti, eh? Pulitissimi. Salute. Oh, Dio. Niente, mi sono dimenticata di fare l'iniezione. Iniezione? Sì. Tanto micina. Tanto che? Micina. Micina? Sì, ma è una sciocchezza, sai, niente di grave, Ah, sì, è un esito pleurico. Un esito? Ma è cronico, ecco, è Ah, cronico, cronico. sì. Vede, io basta che stia un giorno senza fare iniezione che sto male molto. Oddio, scotto. Scotta? C'ho la febbre. Senta come scotto. Senta, Luciana, forse è meglio che ce ne andiamo, sa? E la cena? No, per carità, le farebbe malissimo già. mangiare con la febbre. No, per l'amore. Leonardo? Oh, la pera! Grazie. Mi potrai perdonare? Non capisco di che cosa. Sapessi che ho fatto, che stupida. Vedi, così, parlando di te, ho detto a mia zia che avresti arbitrato la partita di domani. Avresti fatto meglio a non dirle niente, ma non importa, pazienza. Però è successo un guaio. Cos'è successo? Com'è difficile spiegartelo. No, non voglio più legarmi a te, non voglio più soffrir per te, dimenticare devo perché. Sai, mia zia non è una donna normale. È paralitica e non ha tutti i venerdì. Non fa altro che leggere i giornali e fantasticare. Poverina, mi dispiace. Marco, non so come si è messa in testa che avrei potuto influire su di te. Influire su di me? Ma in che senso, scusa? Beh, nel senso che mia zia ha la mania delle carte, degli oroscopi, dei cavalli. È una pazza. Io non capisco, e allora? Ieri ha preso tutti i suoi risparmi e anche certe cose mie, gioielli e un po' di liquido. E ha scommesso 1 milione sulla sconfitta della Fiorentina. Cosa? 1 milione sulla sconfitta della Fiorentina? Ma è una follia, non capisco. Scusa, ma che stiamo in America qua? Se tu la conoscessi capiresti. Per tutta la vita si è fatta imbrogliare da ogni sorta di gente. Maghi, indovini, giocatori d'azzardo. Senti, mi dispiace dovertelo dire, ma quel 1 milione consideralo perduto. Non ti ho chiesto niente, caro, ma dovevo dirtelo. Solo di fascino nutri l'amor. No, non voglio più legarmi a te, non voglio più soffrir per te, dimenticare devo perché. Senti, Marco, aiutami almeno in questo. Prova a dirglielo tu. Può darsi che la scommessa si possa ancora ritirare. Mi sentirò meno colpevole, capisci? Sì, senti, qui c'è un sacco di confusione. Ti dispiace se allora ci andiamo subito? No, andiamo. Signora, mi sente? Io glielo dico per il suo bene e per Giulia. Avanti, mi dica chi è stato, il nome. Sì, zia, per carità. È inutile, quando si ostina così non c'è niente da fare. Non parlerebbe nemmeno con le torture. Zietta, ti prego, fallo per me. Oh. Sia buona, guardi, noi siamo ancora in tempo, possiamo rivolgerci alla polizia perché lei è stata ingannata. Questa è una volgarissima truffa. Vedrà che tutti i soldi le saranno restituiti. Capisci, zietta? Riavremo il nostro denaro. È colpa mia, dovevo farli interdire.
Ma insomma, che cosa crede? Di poter vincere questa scommessa che è tutta una cosa assurda? Io non posso farci niente, ha capito? Niente. Ma che vuole questo qua? La Fiorentina perde, anche se lei non vuole. Perde per conto suo, Ma se perde. non c'è una probabilità. Ma lo sa lei il verdetto degli astri? Ha letto l'oroscopo? No? Legga quello che dice lo Scorpione di domani. Giulia. Perde alla faccia sua, perde. Giulia. Perdonami, Marco, è finita. Non vediamoci più. Ma perché? Perché mi vergogno. Perché non ti ho detto tutta la verità sulla mia vita. Guarda questa casa, guarda. Questa è la mia stanza, non ho altro. Ma questo non cambia proprio niente. Ho solo lei, quella vecchia pazza. E non so come faremo da domani. Quando penserò che sarebbe bastato un niente, una tua decisione, un tuo gesto in mezzo al campo, io sarò irragionevole e ingiusta. Ma ti odierò. Per questo non ti voglio più vedere. Mi dispiace. Allora hai proprio deciso di non vedermi più? Dipende da te. Allora, che vogliamo fare? Ci vogliamo guardare negli occhi? E guardiamoci negli occhi. Allora? Va bene, lo ammetto, qui ridendo e scherzando non ci abbiamo dormito la notte. E con questo? Per un rigore, un gol annullato. Dipende da me. Dipende anche da lei, E siccome lei mi vuol bene e mi capisce, io la devo convincere, no? Sì. Ma lei non era malato. Mi lascia entrare, mi lascia entrare. Cosa succede qua? Giulia, che significa? Beh, non ha capito? E allora glielo spiego io. Noi guadagniamo 3 milioni con questo scherzetto. Lei è ancora in tempo e è uno stupido se non accetta di fare a metà. Via, Marco, fidati, nessuno ne saprà niente. Com'è possibile? E non stia a fare quella faccia. Forza, che 1,5 milioni non l'ha mai visto tutto intero. Mi fate schifo. E tu mai seccata con tutte le tue storie. Il padre boy scout, la moglie americana. Non so come ho fatto a non sbadigliarti in faccia. Tieni, e scusa per il disturbo. Penso a tutto il tempo che ho dovuto perdere appresso a te. È la 7ª volta che il paesino è allietato dalla nascita simultanea di 22 neonati. Scroffa e Porcellini godono ottima salute. Sport, Firenze. Marco Tornabuoni si è dimostrato oggi l'arbitro più severo di questo campionato. Ha battuto il record dei rigori concessi e delle punizioni. Il tutto diviso equamente tra le due squadre. Sorprende perciò che un gruppo di scalmanati, forse per punirlo di aver arbitrato così giustamente, l'hanno raggiunto sul treno per Roma travestiti da pacifici viaggiatori e l'hanno aggredito. Sta arrivando il professore. Ah, Michele, cosa gli Il diciamo professore, adesso? ecco il professore. Io non so che scusa trovare. Ah, figliolo. Babbo. Levati gli occhiali, tanto qui sei al Ah, sicuro. no, che c'entra? La strada era bagnata e sai, la lambretta sono scivolato. Non dire bugie, so tutto. Ti sei dato di nuovo al gioco. Oh no. Un tornabuoni malmenato dalla plebaglia, che vergogna. babbo. Che Babbo. vergogna. Professore, c'è Monsignor Carlucci a telefono. Monsignor Carlucci. Speriamo bene, signor zio. Povero papà, è stato un duro colpo, Ma anche tu non ti puoi lamentare. Piano, piano, Michele. Senti, ma come lo avrà saputo? In biblioteca non si parlava d'altro. Già. Ho saputo proprio ora dell'incidente che ha avuto suo figlio e volevo dirle che mi dispiace. Ah, l'incidente? No, monsignore, un incidentino, sa, con la lambretta, la strada era bagnata, è scivolato, sa com'è. Ma che lambretta, professore? Gli hanno dato un sacco di sberle. Cosa crede che non lo so? Beh, ecco, io, monsignore, veramente gliel'avevo proibito. Ne volevo fare un magistrato, un giudice. In fin dei conti, l'arbitro a suo modo è un giudice. Sì, è un giudice. Non le pare? Lei dice, monsignore, come dice, monsignore? Dov'è mio marito? Lo voglio vedere. Mamma, l'hanno picchiato. Lo so, poverina, allora perché sono venuta? Di qua? Sì, da questa parte, sì. Marco mio? Che t'hanno fatto? Ma guarda come t'hanno conciato. Luciana, Lucy. Ma mo te meno pure io. Non te ne andare, Michele. Ti piace fare l'arbitro, Mi sembra il Sor Cavanna. Che hai fatto al braccio? No, niente di grave, una sciocchezza. Ti lamenti, Il pianto del coccodrillo. Mi fa piacere vederti così. Sono proprio contenta. Però sei venuta. Lo vuoi sapere perché sono venuta? Sì. Per questa. O la firmi o non mi vedrai più. È ora di finirla con questa storia. Apri
Apri, per Sì, sì. favore. Ecco Vediamo. qua. Leggi, leggi. Ecco. Certo, vediamo. Aia. Aia. Associazione Italiana Arbitri. Aia. Aia. Oh, babbo, c'è Lucy. Guarda che sono le tue dimissioni. L'arbitro non devi più farlo, Marco. Non è cosa per te. Luciano, ma io non... Firma su. Vediamo. Già. Già, ma io non posso. Ah, ci vuoi pensare ancora? No, ho il braccio rotto, vedi, non posso, Guarda che se non tiene. firmi ti rompo pure l'altro. Firma con la sinistra. Su, ecco. Michele. Firma. Signor Zio, glielo dica lei, per favore. Michele, la migliore virtù dell'uomo è quella di non impicciarsi dei fatti altrui. Ah, sì. Firma. Ah, come Firma, firma? figliolo. Poi la dai a me, Su, Marco, quella lettera. Va bene. Uff. Grazie. Aia! Sì, aia! Ci penserò io a spedirla, tanto voi avete altro da fare ora. Sì, andiamo a casa. A casa nostra. Mi curi tu, Lucy? Certo, caro. Babbo, mi cura Su. Lucy? Sì, vieni. Ah, sì. Piano, Sì. Ah. Vieni, su. Ah, io mi fa male. Mi fa male tutto qui sopra il popò, Lucy. Oh, amore, vieni. No, non di qua. Piano, amore. Sì, piano. Sono tornati insieme. Devi adorarmi adesso, sai? C'è una bistecca a casa? I pantaloni! No, per l'occhio. I pantaloni! Piano, piano, mi raccomando. Piano, tesoro. Ecco così. Fammi appoggiare. Ricordati, che mi devi adorare, Casa mia, casa mia. Cos'è questo ronzio? Hai comprato un altro apparecchio? No, vieni. Nazareno, buonasera. Buonasera. Buonasera, signore. Ho fatto proprio un buon lavoro. L'ho saldato a fuoco. Bravo. Hai fatto saldare a fuoco? Hai fatto unire i letti? Sì. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Oh, cara. Sei contento? Allora, non litigheremo più. No, caro. E io berrò il caffè fatto con la palla di vetro. No, si è rotta. È meglio. Dove stai? Ecco qua, fai piano. Il mio lettino. Sì, sì. Letto saldato, matrimonio salvato. Su, va a casa, va. Che sono tornati i padroni, va. La spalla che male. Buono, buono, su. Va meglio? Lucy, c'è Al John fuori. Non lascialo fuori quel pastoraccio abruzzese. Senti, ti dispiace di non fare più l'arbitro? Se sei contenta tu, no. Signore e signori, buon pomeriggio. Vi stiamo trasmettendo il secondo tempo di Napoli-Juventus. Arbitra Tornabuoni di Roma, che ha diretto in modo impeccabile i primi 45 minuti primi di gioco. Zio, ha fatto bene a strappare quella lettera. Mi ha ispirato San Domenico. Hai visto come arbitra Vigenero? È stato proprio bravo. E poi sai che ti dico, mi sono divertita tanto. Perché stai qui a chiacchierare? Versaci da bere. Sì, subito. No, che è quella robaccia? È fra Ginevra. Ah, cognac, vero? Cognac. Ah, cognac. Cognac? Cognac, basta che dici cognac. Tanto lui cognac non lo compra mai. Ah, figlio mio. Ma questo lo do ai ragazzi dopo la partita, zio. Tornabuoni. Tornabuoni. Tornabuoni, sempre tornabuoni, sempre tornabuoni. A mio figlio. E a Santivo, protettore dei giudici e degli arbitri. Ma perché adesso vuol mandare via quest'aula? Ma che modo mandi a me? Ma che è l'arbitro pure tu marito? Ma che ne so io? Io non capisco una cosa. Perché adesso ha mandato via quello? E no, me lo dovete spiegare. Io mi sono stufata. Non ci sto più, non ci sto. Ma è roba da matti, sta. Arbitro cornuto! Oddio, che ho detto?